Bene, bentrovati, buon pomeriggio. Innanzitutto mi scuso per dovervi trattenere qui in una bellissima giornata di sole. Ecco, non so se c'è qualcuno che viene fuori da Udine, abbiamo anche il sole spesso, ecco, non si facciano, togliamoci questa convinzione, ma come si dice, insomma, quando si sceglie di fare una cerimonia è quello il giorno in cui di solito piove di più. Al di là di quello mi fa molto piacere vedere colleghi, amici e loro conoscenti, familiari qui oggi per questa cerimonia. Stamattina abbiamo fatto una prima parte, diciamo, di questa cerimonia, oggi faremo la seconda perché innanzitutto cosa consiste questa cerimonia? È un momento in cui come dire, condividiamo i passaggi, chiamiamoli così, dei nostri colleghi, chi è appena entrato nelle file dell'università, chi ha fatto un passo in avanti di progressione nella carriera, chi ha fatto un passo avanti nella progressione della vita come dire, si è affacciato a una nuova avventura nella quiescenza, però insomma tutti con l'idea, accogliamo tutti, io stringerò la mano a tutti loro, non vi preoccupate, ho fatto il tampone, stamattina abbiamo anche salutato Tascini che mi ha detto va bene, puoi andare avanti, e per ringraziare, per dare, come dire, un messaggio a chi entra, che noi vogliamo essere una comunità, siamo una comunità di persone prima di tutto, poi insomma io stesso già stamattina insomma più o meno conoscevo tutti quelli e avevo anche condiviso qualcosa anche con alcuni di loro. Pensate, ho dato il riconoscimento per la pensione alla persona che in realtà diciamo era direttore dell'istituto, si chiamava allora, quando io ho preso servizio, non vi dico quanto perché fate i conti, non è carino. E detto questo, voglio solo dare dei numeri, nel senso, sono 4 anni che non facciamo questo tipo di iniziativa, sapete c'è stato il Covid, ha diciamo, rallentato tutto e anche hai dato la possibilità, diciamo, la necessità che si ritardassero determinate o si evitassero determinate situazioni che invece sono belle come queste. Quindi in realtà 19, 20, 21, 22 oggi avremo a che fare con le persone che hanno avuto questo passaggio di carriera, chiamiamola, nel 21 e 22, ma in tutto sono più o meno 500 persone fra le varie categorie e i vari ruoli, quindi insomma un bel numero, del resto anche insomma, la sala piena lo testimonia. A tutti loro e a tutti voi daremo un piccolo riconoscimento, che è un qualcosa, diciamo, vedete in quei cofanetti, qualcuno riceverà anche più di uno, ma insomma scoprirete perché, è differenziato, magari in tipo dei ruoli, no? che si sono ricoperti, ma quello che è importante è che poi dietro a ciascuna di queste medaglie, che raffigurano, come vedrete, cose un po' diverse, si va dal nostro simbolo, il viso di Leonardo da Vinci, la cattedra di Galileo, il tocco, che è quello che poi lanceremo alla fine in questa cerimonia, e dietro ci sarà riportato il nome, il cognome, ciascuno di voi e questa data, cioè la data del passaggio, in modo che resti anche qualcosa, a parte che utilizzo fermacarte, ma che mi sta diminuendo la voce, significa che devo finire bene, segnale chiarissimo, e che rimanga un pochino anche a testimonianza, però quello che poi ci piace più che rimanga è proprio anche la memoria, il ricordo di questo momento che va a suggellare in realtà dei pezzi della nostra vita molto significativa, a cui noi tutti teniamo, a partire da me stesso. Io adesso, come vedete, sono con me i direttori e direttrici degli 8 dipartimenti. Chi non è potuto essere presente è rappresentato da un delegato, il vice o il vice, la vice, e il prorettore vicario che, diciamo, gestirà il pomeriggio.
Quindi prima però di iniziare, permettetemi che poi magari l'emozione ci trascina, anche di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questa cerimonia, sia quella di stamattina, insomma la parte di stamattina che oggi, quindi la segreteria del Rettore in primis e tutti i volontari, perché ovviamente che hanno partecipato per dare anche un loro personale contributo a questo momento. Quindi io partirei con un applauso a loro. Siamo in toga, come è giusto che sia. Rinnovo anche, come ho detto stamattina, la richiesta della toga estiva, che questa è molto pesante e calda. I colleghi sanno, mi dice ma che pesante, che quanto è calda questa toga, la portate per una mezz'oretta. Ecco, insomma, il peso del rettorato, oltre a questo che pensavo fosse di oro massiccio, invece è solo peso. E poi abbiamo il tocco che lanceremo. Naturalmente sono in toga, non mi scuseranno i colleghi, coloro che sono ancora diciamo in servizio. Quindi io a questo punto passo la parola al prorettore vicario e invito naturalmente i direttori anche a sedersi e prego, iniziamo. Grazie, magnifico Rettore. Quindi tanto un caloroso benvenuto anche da parte mia. Diamo non inizio ma seguito alla cerimonia chiamando il personale tecnico-amministrativo che è andato in quiescenza nel 2021 e partiamo da Carlo Baracchini. Carlo Baracchini ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1987. La ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Servizi Operativi, cessato dal servizio il 1 maggio 2021. Annunciata Cossetto. Annunciata Cossetto ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1982. L'ultima struttura di afferenza è il Dipartimento di Lingue, Letteratura, Comunicazione, Formazione e Società. Eugenio Cromaz. Eugenio Cromaz ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1990, l'ultima struttura di afferenza è stata l'azienda agraria Antonio Servadei. Flavio Nassivera. Flavio Nassivera ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1985, l'ultima struttura di afferenza è stato il Centro Polifunzionale di Pordenone. Carla Pappalardo. Carla Pappalardo ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1990, l'ultima struttura di afferenza è stata il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Gloria Pellarini. Gloria Pellarini ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1987, l'ultima struttura di afferenza è stata l'area biblioteche. Francesca Rinaldis. Francesca Rinaldis ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1984, l'ultima struttura di afferenza è stata la Scuola Superiore. Alberto Sabattini. Alberto Sabattini ha preso servizio
presso l'Ateneo nel 1985. L'ultima struttura di afferenza è stata il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. Giorgio Salemi. Giorgio Salemi ha preso servizio nel 1991. L'ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Servizi Operativi. Arnaldo Spessotto. Arnaldo Spessotto ha preso servizio nel 1982. L'ultima struttura di afferenza è stata il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Evelyn Ann Todd. Evelyn Ann Todd ha preso servizio nel 2002 come collaboratore linguistico. L'ultima struttura di afferenza è stata il Centro Linguistico Audiovisivi. Giacinto Valdevit. Giacinto Valdevit ha preso servizio in Ateneo nel 1985. L'ultima struttura di afferenza è stata il Centro Polifunzionale di Gorizia. Bene, adesso cedo la parola al direttore del Diforà, il professor Edi Piasentier, che chiamerà i colleghi andati in quiescenza nel 2021. E cominciamo quindi con Renzo Bortolomeazzi, che ha preso servizio il 2 gennaio 1986 come tecnico laureato allora presso l'Istituto di Tecnologie Alimentari, per diventare poi professore associato in chimica degli alimenti nel nostro dipartimento nel 1998. Ha cessato l'attività accademica il 1 dicembre del 2021 e io ricordo con commozione ancora il saluto caloroso che il Dipartimento gli ha riservato, perché oltre ad essere un apprezzato ricercatore e docente, è stato anche per tutti un amico che è sempre stato disponibile a dare consigli, ad aiutare, una persona di grande valore dal punto di vista relazionale, che ringrazio ancora per queste sue doti e per il contributo che ci ha dato. E poi Alessandro Del Zotto. Alessandro Del Zotto ha preso servizio il 6 aprile 1983 ed è stato professore associato di chimica generale inorganica e ha insegnato la sua disciplina in diversi corsi di studio. Ha inoltre tenuto un corso che era la sua poi passione e anche competenza scientifica sull'inquinamento chimico e fisico dell'atmosfera. Ha cessato la sua attività accademica il 1 marzo del 2021, ma lo so ancora attivamente impegnato. Diceva che stava redigendo un libro di chimica, che voleva comunque continuare in questa sua attività, e quindi anche a lui un saluto e un ringraziamento. Nazia Loi, che ha preso servizio il 17 marzo 1986 ed è stata professoressa associata di patologia vegetale e ha insegnato appunto queste materie, protezione dai fitofagi, virologia, eccetera, con particolare attenzione alle produzioni biologiche. Anche di lei ha cessato la sua attività accademica il 14 aprile 2021, ma abbiamo il piacere di averla frequentemente nel Dipartimento per le collaborazioni che ancora trattiene con i colleghi, in particolare di produzione vegetale, appunto per l'amicizia che poi continua a legarci. Pietro Zandigiacomo.
Pietro Gian Di Giacomo, ricordo, ha preso servizio nel 1982 nel ruolo di tecnico dell'Istituto di Difesa delle Piante. Successivamente, dal 1986, è stato ricercatore, quindi dal 2000 professore associato, sempre nel settore entomologico. Ha cessato la sua attività accademica il 1 novembre 2021, ma in effetti continua a coltivare la sua passione per l'insegnamento in qualità di incaricato esterno appunto di entomologia generale applicata. Ma non solo, è un grande esperto naturalista, continua ad essere consulente editoriale nel settore della zoologia, della rivista di Gortania, fa parte del comitato scientifico della rivista Il Bollettino della Società Naturalisti Silvia Zenani di Pordenone ed è il comitato di redazione della rivista Tierre Furlane, quindi è comunque una presenza che continua ad accompagnarci. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, la parola al direttore, professor Corvaia. Prego. Elio Toppano, è stato professore di informatica prima alla facoltà di ingegneria e poi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche naturali e infine al DMIF. È stato un collegamento tra l'attività della scienza pura, dell'informatica e le sue applicazioni ingegneristiche. Lo ringraziamo per il lavoro che ha fatto tutti questi anni. Fabio Zannolin, professore emerito, uno dei pochi professori emeriti della nostra università, è stato tra i primi matematici della facoltà di scienze e prima ancora della facoltà di ingegneria della nostra università. Lasciatemi dire che è stato un pilastro della matematica udinese. Grazie. Do la parola al professor Carlo Puccillo, delegato del direttore del Dipartimento di Area Medica. Ok, grazie. Allora io chiamo per la dottoressa Giacomello Roberta. Giacomello Roberta è stato un pilastro, no? Applauso do. È stato un pilastro non solo della scuola di medicina, ma soprattutto di quello che è stata la sua capacità nel crescere e formare persone in quella che è una delle sue competenze maggiori, una delle più grosse esperte italiane sulla coagulazione. E quindi per l'università è stata una perdita, ma io so che per lei è anche una felicità poter continuare a coltivare i suoi infiniti interessi. Grazie per quello che ci hai dato, Roberto. Grazie al professor Puccillo. Diamo la parola al direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, il professor Marcellino Gaudenzi. Abbiamo due persone da premiare. La prima è la dottoressa Veronica Novelli, con la quale ci conosciamo da tanto tempo, proveniente dalla facoltà di ingegneria, nella quale ha lavorato assiduamente, e poi è arrivata al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, dando anche qui, anche nel nostro Dipartimento, un contributo importante per tanti anni. Un ringraziamento da parte del Dipartimento. Poi la professoressa Patrizia Stucchi, a cui mi legano tanti anni di collaborazione, perché è del mio stesso settore, professoressa di matematica finanziaria. Lei ha lavorato tantissimo a Udine, poi ha imbastito proprio i corsi di matematica finanziaria nella sede di Pordenone,
contributo notevole in tutto il mio settore, quindi anche lei un ringraziamento particolare che non nasce solo da me, di certo anche dall'intero Dipartimento. Bene, adesso richiamiamo il direttore del Politecnico, il direttore vicario del Politecnico, professor Francesco Trevisan. Sì, grazie. Allora, per il professor Crosilla Fabio, che è andato in quiescenza in aprile del 21, professore di topografia e cartografia, ritira il riconoscimento il collega Alberto Beinat. E questa è una comunità dinamica, ci sono persone che ci lasciano, vanno in quiescenza e ci sono anche nuovi ingressi e ora è la volta del personale, ne ho assunto nel 2021 e partiamo da Riccardo Aita. Riccardo Aita ha preso servizio presso la direzione Amministrazione e Finanza. Benedetta Balus. Benedetta Balus ha preso servizio presso la Direzione Risorse Umane e Affari Generali. Greta Bertolini, che ha preso servizio presso l'area biblioteche. Chiara Conchione, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Alice De Agostini, che accogliamo con grande applauso. Alice De Agostini lavora al DISO, alla Direzione dei Servizi Operativi. Direzione dei Servizi Operativi. Elison Mary Persello, che ha preso servizio come collaboratore esperto linguistico presso il CLA, Centro Linguistico di Ateneo. Sartori Elisa, che lavora sempre alla Direzione Servizi Operativi. Iolita Jauberite. Iolita lavora presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
ci sono new entry, ma ci sono anche colleghi che lavorano con noi da diverso tempo e in questi 4 anni hanno ottenuto 1 o più riconoscimenti, e questo è il caso di Michela Pin, che lavora presso l'area servizi per la ricerca. E poi c'è la dottoressa Marcella Pironio, che non è una new entry, che è una preziosa risorsa della direzione Amministrazione e Finanza. Bene, ora passiamo ai docenti. Invito il professor Andrea Guaran, delegato della direttrice del DIL, a introdurre i nuovi assunti e gli upgrade del Dipartimento. Grazie al Prorettore e buon pomeriggio a tutti. Per quanto riguarda il DIL, iniziamo con gli RTDB, ricercatori di tipo B, Gabriele Zanello, ricercatore di filologia e linguistica romanza, con già l'abilitazione pronta per docente di seconda fascia, è una promozione perché aveva già un percorso precedente come RTDA, un lungo impegno nell'attività didattica per quanto riguarda la lingua, letteratura e cultura friulana, diciamo il punto di riferimento per la lingua e letteratura friulana presso il nostro Ateneo. Partecipa e ha partecipato come relatore a diverse iniziative scientifiche sia in Italia che all'estero e ha dei ruoli già anche organizzativi all'interno soprattutto di scienza della formazione primaria. E Alessandro Zuliani, ricercatore di lingua e cultura rumena, in possesso anche lui dell'abilitazione anche alla prima fascia, una lunga esperienza di docenza sia in Italia che all'estero, soprattutto in Romania. Ora passiamo agli upgrade invece da professore associato, sempre per quanto riguarda il 2021, Marina Camodeca, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione, con carriere precedenti all'Università di Chieti Pescara e poi Milano Bicocca, anche lei in possesso dell'abilitazione alla prima fascia, dottorato conseguito all'estero in Olanda e riveste diversi incarichi presso il corso di scienza e formazione primaria e devo ringraziarla perché mi ha sostituito dopo 10 anni nella gestione del tirocinio a formazione primaria come presidentessa. Cristiano Crescentini, docente associato di psicologia clinica, ricercatore e istruttore per quanto riguarda la meditazione e mindfulness, con un'intensa attività di formazione rivolta principalmente ai professionisti della salute e al mondo della scuola. Anche lui impegnato, siamo in pochi, a formazione primaria dal punto di vista organizzativo nelle diverse commissioni, a gestire le diverse commissioni. Grazie. E infine, per quanto riguarda il 2021, Lucia Fiorella, professoressa associata di letteratura inglese, con una solida esperienza di insegnamento pregressa presso varie università italiane, soprattutto l'Università di Firenze, e una ricca attività come relatrice in eventi scientifici sia in Italia che all'estero.
Bene, è la volta del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Cedo immediatamente la parola al direttore vicario, professor Francesco Trevisan. Fini Giulia, ricercatrice a tempo determinato lettera B di tecnica e pianificazione urbanistica. Accomodati, brava. Poi abbiamo Scalera Lorenzo, ricercatore lettera B, sempre in meccanica applicata alle macchine. Poi abbiamo un upgrade invece a professore associato di Alberto Beinat in topografia e cartografia. Bene, poi abbiamo il collega Daniele Goi, professore ordinario in ingegneria sanitaria e ambientale. Ed infine Alberto Sdegno, professore ordinario in disegno. Arrivato. E concludo con il primo della lista, a questo punto, Giovanni Capurso, Scienza e Tecnologia dei Materiali, complimenti, ricercatore a tempo determinato, lettera B. Bene, Dipartimento di Scienze Agroalimentari di Forà, il professor Edi Piasentier, a lui la parola. Grazie. Cominciamo con Eleonora Aneggi, che ha preso servizio come ricercatore, lettera B, in chimica generale ed inorganica il 21 dicembre 2021, dopo essere stata ricercatrice, lettera A, e prima anche dottore di ricerca nella nostra università. È una grande animatrice di quella che sarà il 27, la giornata dedicata ai giovani e alla chimica, siete peraltro invitati, e quindi la ringrazio anche per questa importante attività svolta a favore delle scuole superiori della nostra regione. Alessandra Di Francesco ha preso servizio come ricercatore lettera B in patologia vegetale il 21 dicembre 2021, dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca nella stessa disciplina all'Università di Bologna, quindi è una nuova entrata che saluto. Laura Zanin ha preso servizio come ricercatore lettera B in chimica agraria l'8 novembre del 21, dopo essere stata anche lei ricercatrice lettera A, assegnista di ricerca e dottore di ricerca in scienze e biotecnologia agraria, sotto la supervisione, mi conceda, il rettore del professor Roberto Pinton, e quindi la salutiamo doppiamente per questo. Desiderato Annoscia, siamo quindi ai professori associati, però Desiderato Annoscia ha preso servizio prima come ricercatore lettera B
nel 2018 e poi appunto come professore associato sempre di entomologia generale applicata il 1° ottobre 2021. Insegna queste materie con grande passione che gli è anche riconosciuta non solo per i meriti scientifici ma anche dal territorio. Difatti è un animatore che gestisce il laboratorio apistico regionale, che è un punto di riferimento per chi svolge questa attività nella nostra regione. Pier Giorgio Comuzzo, eccolo, ha prestato servizio anche lui come ricercatore B, lettera B, dal 2018 e poi ha conseguito il titolo di professore associato in Scienze e Tecnologie Alimentari il 4 dicembre del 21. Svolge la sua attività accademica nel settore delle tecnologie delle bevande fermentate, ma poi è anche il direttore dell'azienda agraria Servadei, colui che penso tutti avrete assaggiato i nostri vini, l'oro dei patriarchi, il rosso dei patriarchi, ecco, quella è l'origine, insomma. Elisa Maraccini ha preso servizio come professore associato in agronomia e coltivazioni erbacee il 1° ottobre 2021, dopo aver svolto per 10 anni un'intensa attività di ricerca accademica in Francia, come insegnante e ricercatrice in agronomia des terroirs all'Institut Polytechnique Uni La Salle di Beauvais e come ingegnere di ricerca a AgroParisTech all'INRA e poi anche a Clermont-Ferrand e poi anche a te all'INRA. E quindi per noi è veramente un piacere averla accolta nel nostro dipartimento, è una persona piena di vita e di vitalità che non mancherà di continuare a darci un grande contributo. È coordinatrice anche del corso di laurea in scienza agraria. E poi Federico Nassivera, che dopo aver prestato servizio nel 2018 come ricercatore lettera B ha conseguito il titolo di professore associato in economia e estimo rurale il 1° ottobre 2021. È un ricercatore che lavora appunto nel settore del marketing soprattutto, ma fa anche una grande attività di servizio, è presidente della commissione paritetica, docenti e studenti del Dipartimento ed è un referente importante per tutto l'Ateneo, oltre che per il Dipartimento, nel sistema della formazione in scienze agroalimentari della regione. In particolare appunto è il nostro rappresentante nel polo formativo agroalimentare della regione e per questa attività lo ringrazio. E poi Maurizia Sigura, ricercatrice universitaria che ha conseguito il titolo di professoressa associata di costruzioni rurali e territorio agroforestale il 1° ottobre del 2021. È docente di geomatica e sistemi di geolocalizzazione per diversi corsi di laurea del nostro Dipartimento, ma è soprattutto una attivissima delegata all'orientamento e tutorato del Dipartimento ed ha anche un contributo importante in questo settore a livello di Ateneo, e la ringrazio molto per questa attività che è molto importante per tutta la nostra comunità. Adesso arriviamo agli upgrade dei professori ordinari e quindi cominciamo con Stefano Bovolenta, che ha conseguito appunto dopo una carriera svolta tutta all'interno dell'Università di Udine il titolo di professore ordinario di zootecnica speciale il 1° ottobre del 2021.
ed è attivo soprattutto negli studi e nella ricerca che riguardano gli allevamenti sostenibili, diciamo noi, gli allevamenti biologici e low input. Coordina una sezione, la sezione di scienze animali e veterinarie, e poi è anche l'animatore, socio fondatore della Società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini, che da 15 anni appunto riunisce tutti i ricercatori italiani che operano appunto nell'area alpina. E poi Francesco Nazzi, per ultimo ma certo non ultimo, che ha conseguito il titolo di professore ordinario di entomologia generale applicata il 1 ottobre 2021 e insegna appunto apicoltura, apidologia e zoologia. È stato Marie Curie Fellow presso Roadmaster Research nel Regno Unito e ha fondato e è animato per molti anni come direttore appunto il laboratorio apistico regionale di cui abbiamo già dato cenno prima. Si occupa dello studio delle api domestiche e dei loro problemi di salute. Ed è anche stato, lo ricordo, delegato alla cultura del rettore dell'Università di Udine per 5 anni e quindi grazie anche a questo lavoro importante che ha svolto in questi anni. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, la parola al direttore, professor Corvaia. Prego. Passiamo al ricercatore in algebra Dario Spirito. Sono io che l'ho fatto vincere, gli ho fatto vincere il concorso. È già tutto scritto a verbale, non aggiungo altro. Antonella Dattolo, professore associato di informatica, è anche direttrice del Centro Interdipartimentale in Ricerca Didattica, una preziosa collaboratrice, è la mia delegata alla terza missione ed è attivissima in tutte le attività. Domenico Freni, professore associato in geometria, è stato il mio primo collega, ho condiviso lo studio con lui al mio arrivo qui a Udine. È stato un prezioso docente alla facoltà di ingegneria e un grande amico e collega al Dipartimento. Nicky Martinel, professore associato di informatica. Credo che Nicky sia stato il primo laureato nelle nostre lauree di ambito multimediale ad aver poi svolto una carriera di successo accademica in ambito scientifico. Stefano Urbinati, professore associato di geometria, anche lui l'ho fatto vincere io, non ho niente da aggiungere. Carla Piazza, professore ordinario di informatica, è coordinatrice del corso di laurea in informatica dove insegno io, è il mio capo, non posso dire niente. Passiamo al Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, la direttrice, la professoressa Linda Borean.
Grazie Prorettore, buon pomeriggio a tutti. Invito il dottor Lorenzo Passera, che ha preso servizio come ricercatore a tempo determinato lettera B nel 2021. Il dottor Passera è un esperto di numismatica, quindi di monete e medaglie non solo in età antica ma in età moderna, e quindi spesso ci aiuta anche con questioni monetarie e gli siamo molto grati per questo. Il dottor Passera si è subito inserito molto bene nel nostro dipartimento e attualmente è anche vice coordinatore del corso di studi in beni culturali. Congratulazioni. Invito il dottor Matteo Venier, che ha preso servizio come ricercatore in lettera B di letteratura italiana nel 2021. Matteo si occupa di testi antichi, ma anche di lettere ed epistolari del Settecento, ed ha una qualità straordinariamente importante per il nostro mestiere, cioè la passione proprio per gli studenti, con una dedizione rara che ha già messo in campo, e quindi congratulazioni e grazie per il tuo impegno. Invito la dottoressa Martina Visentin, anche lei ha preso servizio come ricercatrice lettera B nel 2021. La dottoressa Visentin opera nell'ambito della museologia, della critica e della storia del restauro. Questa mattina abbiamo salutato la collega Giuseppina Perusini, che è andata in quiescenza nel 2020. Martina Visentin ha preso il suo posto, c'è stato proprio il cosiddetto turnover immediato. E la dottoressa Visentin si occupa appunto di tutela del territorio e insegna diagnostica per i beni culturali e fa parte anche del presidio della qualità di Ateneo. Congratulazioni. Invito il professor Alvise Andreose, che ha preso servizio come professore associato nel 2021. Qui posso dirlo, lo abbiamo shippato, tra virgolette, ad un altro Ateneo e ne siamo molto contenti. Il professor Andreose è associato di filologia e linguistica romanza e attualmente è il mio delegato per l'orientamento all'interno del Dipartimento e sta facendo, devo dire, un lavoro ottimo con gli studenti oltre che nella ricerca scientifica. Grazie Alvise. È il turno del professor Marco Iamoni, che è professore associato dal 2021 di archeologia del vicino Oriente Antico, una denominazione che spesso un po' manda in crisi, no? Perché dove sta il vicino Oriente Antico? Il rettore lo sa perché ci siamo stati insieme l'anno scorso. Il professor Iamoni dirige 2 scavi, uno nel Kurdistan iracheno, l'altro in Libano, e come dire, conduce queste campagne di scavo, ovviamente, che costituiscono per i nostri studenti dei laboratori sul campo straordinari. E attualmente è anche coordinatore del corso di laurea triennale in scienze tecniche del turismo culturale. Congratulazioni. E infine invito il professor Gianluca Gardini, che è arrivato nel nostro dipartimento nel 2021 come professore ordinario con una chiamata diretta dall'estero. Gianluca appunto lavorava in Germania, si occupa di relazioni internazionali, un settore che appunto viene ad arricchire il nostro dipartimento, e il suo ambito scientifico riguarda soprattutto le relazioni tra l'Europa e l'America Latina. Ben arrivato. Professor Carlo Puccillo, delegato del direttore del Dipartimento di Area Medica. Chiamo come primo Paolo Di Benedetto. Purtroppo fu un mio studente, devo dirlo. Purtroppo fu un mio studente, nel senso che questo marca soltanto la differenza di età. Paolo è uno dei migliori chirurghi ortopedici che possiamo avere e sperare di non
finire sotto i suoi ferri, ma sicuramente saremmo ottimamente trattati, avremmo un ottimo recupero funzionale. Grazie Paolo. Chiamo la professoressa Francescato Maria Pia. Volevo soltanto dire, Francescato, Maria Pia il tempo gli ha dato giustizia. Questo titolo doveva avere di professore associato probabilmente tempo fa, per quello che lei ha fatto per l'Università di Udine, per la scuola di fisiologia e per gli studi che ha condotto anche in numerose difficoltà economiche, perché purtroppo la ricerca è fatta anche di emolumenti che devono essere ricercati e distribuiti. Ma comunque non ha mai fatto mancare il suo apporto al Dipartimento e sono felice che abbia raggiunto questo traguardo. Chiamo adesso il professor Sembronio Salvatore, chirurgo maxillofacciale, è parte di una scuola di maxillofacciale di Udine che è esperta in recupero di estremi traumatismi, di costruzione anche di protesi avanzate per la riabilitazione del volto e del cranio di pazienti che hanno avuto tumori o altro, ed è un'eccellenza a livello nazionale. Grazie Salvatore. E continuiamo con i purtroppo. C'è un altro dei miei ex studenti, è uno dei maggiori esperti, insieme a quello che è il suo referente a Udine, di quello che è la camera posteriore dell'occhio, che sembra una cosa piccolina, ma è complicatissimo sia da accedere che da lavorarci. E sono, penso, tra gli esperti europei maggiori per sperimentazioni in una patologia abbastanza grave che si chiama maculopatia. Quindi Daniele, grazie di essere con noi e per il lavoro che svolgi. Chiamo il professor Giuseppe Vizielli e qui dobbiamo dire che è stato fatto un furto con destrezza, perché è stato rapito in una delle più grosse scuole di ostetricia e ginecologia italiane, portando qui quello che è la sua esperienza, che è duplice, di urologo e di ginecologo, ed è il referente in Italia per alcuni di quelli che sono gli interventi più complessi nella sfera genito-urinaria femminile, riuscendo a portare avanti interventi di ore e ore e ore senza aiuto di altri specialisti, ma con grande beneficio poi per la ricostruzione di quello che possono essere il benessere della paziente. Quindi grazie per essere qui. Dulcis in fundo, e viene giusto dopo il ginecologo la pediatra ordinaria, ora Paola Cogo. E Paola, anch'essa ha avuto una sua peripezia, è passata per Roma, viene da Padova, ma ha messo su qui un reparto che potremmo dire, per quello che può essere piccolo all'interno di una regione che è già un istituto scientifico, sa farsi valere per le competenze e le qualità che è riuscita a trasfondere all'interno di quelli che sono i suoi allievi e i suoi collaboratori. Quindi grazie Paola per... È la volta del mio dipartimento, del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, il direttore è il professor Marcellino Gaudenzi. Innanzitutto il professor Giancarlo Lauto, docente di economia aziendale, nuovo professore associato nel 2021. Che voglio segnalare non solo per i contributi scientifici, ma anche perché sta dando anche un importante contributo al Dipartimento in qualità di delegato all'internazionalizzazione, dove sta lavorando in modo egregio, senz'altro, quindi lo ringrazio. Poi professor Mario Robioni, nuovo professore di
storia economica, autore già di numerose monografie storiche ed importanti. Professor Ruggero Bellio, che è sicuramente professore ordinario di statistica, che sicuramente avete visto perché la sua foto è rimasta nelle news del Dipartimento e anche dell'Ateneo, in quanto vincitore di un importante premio negli Stati Uniti. Infine la professoressa Maria Chiarvesio, anche lei nuovo professore ordinario nel 2021, e anche in questo caso, oltre le pubblicazioni, vorrei segnalare il contributo importantissimo che sta dando al Dipartimento. Lei è coordinatrice del corso di economia aziendale triennale e anche di 2 corsi magistrali. Penso che globalmente siano oltre quasi 1000 studenti per tutti e 3 i corsi, quindi un ringraziamento particolare anche a lei. Grazie al professor Gaudenzi. Dipartimento di Scienze Giuridiche, il direttore vicario, professor Claudio Cressatti. Buon pomeriggio a tutti. Come ho sottolineato questa mattina, noi siamo un dipartimento giovane, l'ultimo nato dell'Ateneo, infatti non abbiamo pensionati, ma solo neoassunti o upgrading. La prima che vorrei chiamare qui è la collega Raffaella Pasquili, professore associato di diritto privato. La professoressa Pasquili si è laureata e ha preso un dottorato all'Università di Ferrara con il professor Giorgio Cian, è ricercatore universitario a Udine dal 2005 e appunto nel 21 è diventata professore associata. Svolge insegnamenti sia al nostro dipartimento che al DIES. I suoi interessi di ricerca sono in particolare focalizzati sul diritto di famiglia, sulle successioni, importanti monografie sul testamento e sui contratti di viaggio. Senza diritto privato non c'è giurisprudenza. E ora ho il piacere di chiamare qui con noi la professoressa Elisabetta Bergamini, professore ordinario di diritto dell'Unione Europea. La professoressa Bergamini si è laureata all'Università di Bologna con il professor Paolo Mengozzi in diritto internazionale privato e poi ha toccato sia il diritto internazionale che il diritto dell'Unione Europea. Anche lei è a Udine dal 2005 e ha insegnato come professore associato dal 2013 e appunto dal 21 è professore ordinario. Collabora al Master Euroculture dell'Università di Udine e di altre 11 università dal 2007 e mi sopporta come direttore del Master da allora. Ha gestito importanti moduli Jean Monnet in European Family Law e in Consumer Rights and Market Regulations ed è delegata della direttrice del Dipartimento per l'internazionalizzazione. Bene, grazie al professor Cressatti. Passiamo al 2022 e chiamiamo il personale che è andato in quiescenza nel 2022, cominciando da Antonella Di Marzio. Antonella Di Marzio ha preso
Antonella Di Marzio ha preso servizio nel 1997, l'ultima struttura di afferenza è stata il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Anna Maria Gentile. Anna Maria Gentile ha preso servizio nel 1990 e l'ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Amministrazione e Finanza. Gianpietro Martincic. Gianpietro ha preso servizio nell'85, l'ultima struttura di afferenza è stata il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, unitamente alla segreteria del Rettorato. Oscar Romano. Oscar Romano ha preso servizio nel 1989, l'ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Servizi Operativi. Bruno Sant ha preso servizio presso l'Ateneo nel 1993. L'ultima struttura di afferenza è stata la Direzione Servizi Operativi. Oggi consegniamo una targa ai familiari in sua memoria. Bruno purtroppo nel febbraio del 2022 ci ha lasciato. E ora passiamo al personale docente, partendo dal Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Chiamerà il direttore, il professor Edi Piasentier. Grazie, sì. Cominciamo con Maria Messina. Eccola. Ha preso servizio dal 16 settembre 1993 come ricercatrice universitaria in fisiologia veterinaria e si è dedicata appunto allo studio e all'insegnamento di queste materie, in particolare di fisiologia della riproduzione, nutrizione e poi dei pesci. Ecco, però mi piace ricordarla perché ha ideato e organizzato con successo, e ancora continuo, il concorso, anche dopo che è andata in quiescenza, il concorso fotografico appunto per gli studenti della scuola superiore Animali tra di noi, no? E quindi grazie per questo. Ci ha lasciato il 1° novembre del 22. Giorgio Onsel ha preso servizio l'11 novembre del 1992 come professore associato in scienze biologiche, dopo aver iniziato la sua carriera accademica come ricercatore all'Università di Trieste. Il suo principale interesse scientifico è stato sempre rivolto al fitoplancton marino e in particolare alle alghe del gruppo dei dinoflagellati. Ha cessato la sua attività accademica il 1° novembre del 2022. Un saluto a lui e grazie. Francesco Danuso è stato, credo, uno dei fondatori, anche lui, della nostra università, possiamo dire, perché ha preso servizio il 24 luglio 1981 come assistente allora di agronomia e coltivazioni erbacee, nella quale poi disciplina è diventato nel 2005 professore ordinario e qui ha anche insegnato. I suoi principali interessi scientifici e anche didattici hanno principalmente riguardato lo sviluppo e l'applicazione di modelli matematici per l'analisi degli agroecosistemi. Ha cessato la sua attività accademica il 1° novembre 2022, però so che anche lui continua il suo impegno nel coro dell'università e quindi è una presenza che continua con noi. Emilio Tibaldi ha preso servizio con me
e quindi me lo ricordo molto bene il periodo. Il 1° settembre del 1986 abbiamo percorso appunto tutta la carriera universitaria assieme, prima come ricercatori, lui di zooculture, e poi anche come professore ordinario nella stessa disciplina. È stato uno specialista riconosciuto ed ancora lavora in questo settore della nutrizione e dell'alimentazione degli animali acquatici. E per molti anni ha animato e diretto la scuola di specializzazione in allevamento, igiene e patologia delle specie acquatiche e dei prodotti derivati, dedicata al compianto Domenico Lannari. Ha cessato la sua attività il 1° novembre del 2022, però continua appunto anche lui a coltivare la sua passione per la didattica con l'insegnamento come incaricato esterno. Grazie. Ecco, adesso credo che possiamo ricordare il ricercatore Massimo Vischi. Ecco, c'è la moglie Barbara, che saluto. Barbara. La vedo molto emozionata e la capisco, però ancora una volta voglio ricordarle come l'Ateneo abbia voluto essere particolarmente vicino a lei, alla sua famiglia, ai suoi figli, Tiziana e Michele. Abbiamo istituito un premio di laurea a testimonianza appunto dell'affetto e della stima che avevamo per Massimo, e abbiamo anche piantato l'albero di Massimo nel giardino dei Rizzi. Imperitore Riccardo. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, direttore professor Corvaia. Premiamo ora Marisa Michelini, professore ordinario in quiescenza. So che Marisa è indisposta oggi, per cui il premio viene ritirato dal professor Lorenzo Santi. Marisa Michelini è stata docente di fisica per tanti anni, era la decana della fisica a Udine, ha insegnato presso le facoltà di ingegneria, di agraria, di scienze della formazione e ultimamente, e anzi continua a insegnare presso la laurea magistrale in matematica. Marisa ha iniziato come fisico sperimentale, poi è passata all'area della didattica e grazie a lei Udine è diventato uno dei centri della ricerca in didattica in fisica e non solo, è stata anche direttrice del centro interdipartimentale per la ricerca nella didattica e grazie a lei Udine è anche un centro per la formazione degli insegnanti in fisica. Abbiamo Carlo Tasso, professore di informatica. Carlo è qui all'Università di Udine da sempre, credo da prima che l'Università di Udine venisse fondata, non so come, ma mi ha spiegato il motivo. È quello che ha sviluppato a Udine gli ambiti più applicativi dell'informatica, con grande lungimiranza ha voluto aprire certi settori che ora sono molto di moda, come il machine learning. E infine Carlo Tasso era stato il mio primo direttore ed era preside quando io sono andato in cattedra, non so se volete applaudirlo o prendervela con lui.
Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, la direttrice, professoressa Boreani. È con vero piacere che invito Maddalena Del Bianco, già professoressa ordinaria di Storia delle Religioni. Maddalena è stata una specialista ed è tuttora riconosciuta a livello nazionale di storia dell'ebraismo ed è stata una docente che ha dato moltissimo, soprattutto al corso di relazioni pubbliche a Gorizia. Io ho conosciuto Maddalena, diciamo piuttosto di recente, pochi anni fa, e con orgoglio appunto ricorda questo suo contributo a Gorizia, che è una delle sedi universitarie importanti di UniUd. Grazie Maddalena per tutto quello che hai fatto. Grazie. E invito ora il professor Renzo Rabboni, già ordinario di letteratura italiana. Renzo Rabboni ha mantenuto questo accento appunto dall'Emilia. E lui è un esperto, uno studioso che spazia dai canzonieri del 400 alla senilità di Svevo, se non ricordo male, però abbiamo in comune, io sono una storica dell'arte, noi abbiamo in comune un pittore che amiamo molto, Guercino, e prima o poi verrò a fare una conferenza a Cento. Ancora grazie per tutto quello che hai fatto. Dipartimento di Area Medica, il professor Puccillo. Allora, chiamo la dottoressa Renata Lonigro. Allora, Renata è arrivata qui a Udine dalla Germania, portando con sé quello che è la sua esperienza di biologia molecolare. Poi qui si è specializzata e ha messo su un centro di riferimento per quello che possono essere la diagnostica delle malattie neurodegenerative. E logicamente noi la ringraziamo come facoltà, come Ateneo per quello che ha fatto e le auguriamo il massimo per il suo futuro. Il prossimo chiamo l'amico, professor ordinario Gianluigi Gigli. Gianluigi Gigli, per chi non lo conoscesse, è stato, tra virgolette, il fondatore della neurologia universitaria qui a Udine, con qualche piccola difficoltà, oserei dire. Però ha messo su un gruppo e quello lo si nota anche dalla qualità degli specializzanti che escono dalla sua formazione, che sono invidiati, sono in giro per il mondo, ma che sono anche presenti in Italia, nel nostro istituto, e poi ne chiameremo uno a frutto appunto di questa qualità di insegnamento. Gianluigi è un grosso esperto in quello che qualcosa qui potrebbe essere il sonno, e che non vorrei che lo stiamo suscitando in molti, ma potete poi rivolgervi a lui per qualche piccolo trattamento. Grazie Gianluigi. Prossimo il professor Ugolino Livi, cardiochirurgo di fama internazionale, bravo, ma di cui non vorremmo mai aver bisogno. Comunque un trapianto di cuore non è proprio il massimo, magari per qualche patema affettivo potremmo rivolgersi a lui, ma non per altro. Grazie Ugolino. Grazie al professor Puccillo e adesso passiamo al personale neoassunto nel 2022. È un lungo e devo dire anche piacevole elenco e partiamo con Francesca Aita, che ha preso servizio presso la direzione didattica e servizio agli studenti. Francesco Barreca, che ha preso servizio presso la direzione servizi operativi.
Sara Bianchetti, che ha preso servizio presso la Direzione Amministrazione e Finanza. Agnese Bini, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Area Medica. Mara Bon, che ha preso servizio presso l'area Servizi per la Ricerca. Lara Boscarol, che ha preso servizio presso l'area Biblioteche. Denise Bruno, che ha preso servizio presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Elisa Budai, che ha preso servizio presso la Direzione Risorse Umane e Affari Generali. Lia Stella Casagrande, che ha preso servizio presso il Centro Linguistico di Ateneo. Alessandro Coari, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Lingue, Letteratura e Comunicazione, Formazione e Società. Poi c'è una splendida creatura che accompagna Francesca Del Giudice, che ha preso servizio presso la Direzione Didattica Servizi agli Studenti. Francesca Fabbro, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. Michela Finelli, che ha preso servizio presso la Direzione Risorse Umane e Affari Generali. Cristina Gagliussi, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Francesca Giordano, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Valentina Klimesh, che ha preso servizio presso la Direzione Risorse Umane e Affari Generali. Maria Lopez, che ha preso servizio presso la Direzione Amministrazione e Finanza. Vanessa Maggio, che ha preso servizio presso la Direzione Amministrazione e Finanza. Erika Moret, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Cristina Musiu, che ha preso servizio anche lei presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Vincenza Piccolo. Vincenza Piccolo ha preso servizio presso il Politecnico di Ingegneria e Architettura. Paola Portaluri, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Dia Ranut, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Angela Romanelli, che ha preso servizio presso la Direzione Amministrazione e Finanza. Giulia Tonutti, che ha preso servizio presso la Direzione Amministrazione e Finanza. Arianna Trevisan, che ha preso servizio presso la Direzione Risorse Umane e Affari Generali.
Ilaria Visentin, che ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Ecco, adesso passiamo al personale tecnico amministrativo che nel 2022 ha visto una progressione di carriera. Sono persone che lavorano da tanti anni con noi. Scorrendo la lista non ce n'è uno al quale io non debba rivolgere sentimenti di gratitudine e di stima. E inizio con Gianluca Benedetti, che lavora presso la Direzione Servizi Operativi. Stefano Bonomi, Direzione Servizi Operativi. Sono anche emozionato perché sono persone con le quali lavoro quotidianamente. Renato Spoletti, che guida i servizi operativi. Poi una santa che mi ha sopportato per 3 anni di delega alla didattica, Cristina Zanier, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Franco Zufferli, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Torniamo ai dipartimenti, torniamo ai docenti, ripartiamo dal DIL, dal Dipartimento di Lingue, il delegato della direttrice, professor Andrea Guaran. Bene, allora procediamo con upgrade RTDB o persone che precedentemente avevano appunto svolto il percorso di RTDA, con Alice Bravin, ricercatrice di slavistica, anche lei con abilitazione già pronta per la seconda fascia, esperienze di ricerca nell'ambito della lingua russa e componente di diversi gruppi di ricerca, anche nell'ambito, e questo è meritorio, appunto il suo impegno nel laboratorio sulla traduzione multilingue. Procediamo con Francesca Greco, ricercatrice di sociologia dei processi culturali e comunicativi, con una ricca e articolata attività di formazione postdottorato e partecipazione a vari gruppi di ricerca a scala internazionale, anche lei in possesso di abilitazione alla seconda fascia. Luca Cossettini, qui siamo a una promozione a professore associato nel 2022,
insegna musicologia e storia della musica, si interessa tra le diverse tematiche all'influenza delle innovazioni tecnologiche sulla scrittura musicale, in particolare scrittura musicale del Novecento. Collabora con diversi festival musicali sia nazionali che a livello internazionale ed è coordinatore di gruppi di ricerca sull'editoria musicale. Professor Ettore Gerbezza, professore associato di slavistica con una cattedra in lingua e letteratura russa, delegato alla didattica del Dipartimento DIL. Io indegnamente sostituisco la direttrice Fabiana Fusco, ma credo di poter dire che deve essere contenta di essere affiancata come delegata alla didattica dal professor Ettore Gerbezza. Ma se posso aggiungo anche che componente del presidio qualità di Ateneo da alcuni mesi ed è coordinatore dei lettorati di lingua russa. Professor Daniele Ungaro, professore associato, anche questo è un upgrade, di sociologia dei fenomeni politici, con interessi soprattutto nel campo della risoluzione dei conflitti e nella gestione delle aree di crisi, per cui molto attuale e importante il suo ruolo. Professor Francesco Visentin, avrebbe dovuto essere qua stamattina per l'assunzione a RTDB e dopo nel frattempo, nei 4 anni, ha fatto direttamente la promozione. Devo dire che lo vedo quotidianamente, nel senso che è dello stesso mio settore, ma proviene da una lunga esperienza, non incardinato, però di attività di ricerca e anche di didattica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, parecchie relazioni su invito già in ambito internazionale ed esperienze didattiche che pregresse in più atenei italiani, soprattutto Milano Bicocca. I suoi temi di ricerca principali sono, direi, ne nomino solo uno, la geografia delle acque interne. Perché? Perché da quando è arrivato è diventato responsabile scientifico di tutti i contratti di fiume a livello regionale. E infine qui abbiamo una promozione invece a professore ordinario, professor Roberto Calabretto, ordinario di musicologia e storia della musica. Da menzionare sia le esperienze all'esterno che dell'ambito universitario come critico musicale, esperto di storia della musica presso numerosi conservatori nazionali, e poi all'interno dell'università per i suoi ruoli anche organizzativi, coordinato a suo tempo presidente del corso DAMS, attualmente di recentissima nomina come nuovo coordinatore di tutti e 4 i corsi di lingue presso il DIL. Grazie Roberto. Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, il direttore vicario, professor Francesco Trevisan. Grazie. Allora partiamo con i ricercatori a tempo determinato, lettera B. Brunetti Matteo, in Scienza delle Costruzioni. Prego. Poi abbiamo Gidoni Paolo, fisica matematica. Ho poi Panizzo Giancarlo, fisica sperimentale. Bene. Infine, Zecchin Luca, composizione architettonica ed urbana.
Poi abbiamo i professori associati, o che sono divenuti associati da ricercatori oppure da ricercatori a tempo determinato. Allora, in ordine alfabetico però devo iniziare da Antonio Affanni. Antonio Affanni, il nostro misurista, misure elettriche ed elettroniche. E adesso sempre come professore associato Arnone Elisa in costruzioni idrauliche marittime e idrologia. Poi c'è Sara Ceschia in ricerca operativa, professore associato. E Sara Colussi, tecnologia chimica, chimica tecnologica e tecnologia. Professore associato Barbara Motil in disegno e metodi dell'ingegneria industriale. Claudia Pirina, composizione architettonica e urbana. Enrique Puntel, scienza delle costruzioni. E adesso dai professori associati passiamo alla professoressa ordinaria, la Meneghetti Antonella, in impianti industriali e meccanici. Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, direttore professore Edi Piasentieri. Grazie. Alberto Romanzin, che ha preso servizio come ricercatore lettera B in nutrizione e alimentazione animale il 3 ottobre dell'anno scorso, dopo aver svolto la sua carriera come ricercatore lettera A prima e dottore di ricerca in scienze e biotecnologie agrarie nel nostro dipartimento. Si occupa principalmente di strategie alimentari e di ruminanti per mitigare e ridurre le emissioni climalteranti. Antonio Tomao, che ha preso servizio come ricercatore lettera B in assestamento forestale e silvicoltura il 31 ottobre dello scorso anno. Si occupa di telerilevamento, di gestione forestale, pianificazione dell'uso del suolo, prodotti forestali non legnosi, forestazione urbana. E poi ha anche un importante incarico a livello nazionale perché è rappresentante dei ricercatori al Comitato Universitario Nazionale. Emanuele De Paoli, ricercatore universitario dal 2011, ha conseguito il titolo di professore associato il 1 dicembre del 2022 ed è in genetica agraria ed è qui appunto che i suoi interessi scientifici e didattici si sviluppano e difatti vertono sulla genomica vegetale e sull'epigenomica. È inoltre anche il nostro delegato nella biblioteca scientifica. Adesso
è la volta invece di 3 colleghi che sono qui per il doppio sigillo. Ecco, e quindi chiamo subito Rachele Falchi, perché appunto lei ha preso servizio nel 2019 come ricercatore lettera B in arboricoltura generale e coltivazioni arboree, e poi appunto ha completato un'altra importante tappa della sua carriera nel periodo che oggi prendiamo in considerazione con l'upgrade a professore associato il 5 novembre del 2022. Studia i meccanismi fisiologici e molecolari alla base della crescita, dello sviluppo e della maturazione dei frutti e della vite, insegnando in queste materie, svolgendo appunto un'importante attività anche di trasferimento tecnologico. Anche Guido Felletti riceverà il doppio sigillo perché appunto ha preso servizio nel 2019 come ricercatore in agronomia e coltivazioni erbacee e nel novembre del 2022 ha completato un'altra tappa della sua carriera accademica con l'upgrade, appunto professore associato, nella disciplina di scienze di agronomia e coltivazioni erbacee, e nell'ambito della quale appunto insegna in scienze agrarie ed ambientali. Si occupa principalmente delle applicazioni, molto interessante questo argomento, delle nanotecnologie in agricoltura. Un altro doppio sigillo, ma ne ritira solo uno adesso perché l'altro l'ha ricevuto questa mattina prima Fabio Marroni, vedo, completiamo questo, è solo un minuto d'attesa per te. Prego Fabio Marroni, quindi di cui continuiamo a seguire le tappe della carriera accademica nel nostro Ateneo, appunto perché dopo quelle ricordate questa mattina adesso sottolineiamo l'ulteriore upgrade a professore associato in genetica, disciplina appunto che insegna nei nostri corsi. Abbiamo visto anche con quali ambizioni di ricerca stamattina. Abbiamo fatto l'unplane di questi, quindi adesso è la volta di Michela Maifreni, di cui ovviamente non ci dimentichiamo, ricercatrice universitaria dal 1997, ha conseguito il titolo di professoressa associata di microbiologia agraria nel dicembre dello scorso anno. Insegna nei corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari e scienze e cultura del cibo. Il suo campo di studio è quello dei biofilm microbici. E poi un altro professore associato, Donatella Volpati, anche lei già ricercatrice universitaria dal 2003 nel nostro dipartimento, che ha conseguito il titolo di professore associato appunto in patologia generale e anatomia patologica veterinaria il 20 dicembre dello scorso anno. Materie che insegna e si occupa anche di patogenesi e prevenzione delle malattie infettive, soprattutto nel campo dell'acquacoltura delle specie ittiche allevate. Siamo quindi alla fine con il professore ordinario e con Lucilla Iacumin, che ha conseguito appunto il titolo di professoressa ordinaria di microbiologia, anche lei nel dicembre dello scorso anno. Studia con un approccio metagenomico le dinamiche e le interazioni dell'ecologia microbica in fermentazioni alimentari e le interazioni fra microorganismi degli alimenti e microbiota umano e animale. Di lei ricordo che è la coordinatrice del corso di laurea triennale in viticoltura ed enologia ed è anche il direttore vicario del dipartimento. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, professor Pietro Corvaia, direttore. Eddie Maddalena, ricercatore in informatica, si è laureato e dottorato qui da noi. Simone Monzani, ricercatore in fisica sperimentale.
l'ultimo acquisto del nostro Dipartimento, ultimo solo in senso temporale, Vincenzo Riccio, ricercatore di informatica. Dario Della Monica, professore associato in informatica, docente nei nostri corsi di informatica, il nostro referente per il corso Interateneo in Data Science. Manuela Farinosi riceve 2 sigilli come ricercatrice, ma già anche come professore associato in scienze della comunicazione. Manuela insegna alle lauree multimediali di Pordenone, è il nostro trade union tra l'informatica e l'ambito sociologico. Guglielmo Feltrin, lo conosco da quando era a matricola ed è sempre commovente vedere un ragazzo che abbiamo avuto come studente fin dal primo anno arrivare a diventare professore associato di analisi matematica. Gabriele Puppis, anch'egli un prodotto della scuola udinese, laureato e dottorato in informatica a Udine, poi è stato ricercatore in Francia e ora è professore associato di informatica nella nostra sede. Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, la direttrice professoressa Linda Borean. Grazie Prorettore. Dunque chiamo Andrea Brunello, che è un giovane, veramente giovane ricercatore in informatica, che è arrivato appunto a fine 2022 e che ha un grande pregio. Lui si è formato qui a Udine nel dipartimento del collega Corvaia, ma Andrea, di cui sono responsabile scientifica, sa dialogare con noi umanisti, il che è una grande sfida, è molto impegnato nel piano strategico interdipartimentale e anche nel progetto di eccellenza. Quindi benvenuto, ed è un po' il ponte tra noi e il Dipartimento di Area Matematica, Informatica e Fisica. Il dottor Damiano Cantone invece è ricercatore lettera B di filosofia del linguaggio, un tema naturalmente delicato, importante, oggi sempre di più, e fin dal suo arrivo Damiano si è subito saputo impegnare e far coinvolgere nella nuova laurea triennale che è partita lo scorso anno di filosofia e trasformazione digitale. Vittorio Foramitti, che come dire, è passato dal Dipartimento dei colleghi del Politecnico al nostro, dove lì era ricercatore, e ha preso servizio da noi come professore associato. Vittorio, tutti lo conoscono, è un esperto di restauro architettonico, è un architetto e da noi si occupa anche della gestione degli spazi, ma soprattutto ha come dire, questa versatilità, devo dire, anche verso l'architettura del paesaggio, e quindi grazie per aver portato le tue competenze nel nostro Dipartimento. Il professor Luca Pietro Nicoletti credo sia a doppio sigillo, perché sì, Luca Pietro Nicoletti ha preso servizio come RTDB nel 2019, oggi appunto è passato ad associato, è uno studioso di storia dell'arte contemporanea. Lo dico, ma è stato anche un mio allievo qui alla scuola di specializzazione a Udine, lui arriva da Milano e quindi bentornato, diciamo, e grazie per tutto l'impegno e il lavoro, e anche referente del Dipartimento nella commissione del sistema bibliotecario di Ateneo, credo si dica così, grazie.
E professoressa Patrizia Quattrocchi, anche lei un doppio sigillo. Dunque Patrizia è un'antropologa culturale e quindi nel nostro dipartimento diciamo è davvero un'unicità, però con una capacità di integrazione trasversale con altri dipartimenti come quello di medicina, come il dipartimento di agraria, perché Patrizia è una specialista di antropologia medica, di antropologia anche del cibo, oltre che culturale, e quindi grazie per, come dire, fare anche tu da tramite in qualche modo e da connessione con gli altri dipartimenti. E infine la professoressa Marina Rubinic, che è stata una compagna di viaggio e di formazione qui all'Università di Udine. Marina è un'archeologa classica della Magna Grecia e in questo momento, ed è anche grazie a lei, se gli scavi di Aquileia sono rimasti aperti per il nostro Ateneo. Grazie. Dipartimento di Area Medica, il professor Carlo Puccillo. Grazie, prorettore. Volevo far notare che diamo un grosso impulso a quello che è il Gender Equality Plan. Io sarei anche per qualche quota azzurra ogni tanto, perché non so, volevo notare. Allora, chiamo la prima Carlo Magno Simona. Carlo Magno Simona ha una lunga esperienza in immunologia e istologia, viene da Genova ed è una grossa esperta di cellule NK, proveniente da uno dei gruppi che ha caratterizzato, ha scoperto e penso abbia fatto quasi tutto sull'NK. Quindi siamo felicissimi di aver fatto quest'altro furto ad una grossa università. Grazie. Cima d'amore Alessia, anatomopatologa, quindi una delle discipline che è fondamentale in immunologia. E siamo felici che sia giovane, che sia venuta qui, perché abbiamo bisogno di persone che abbiano ottimi occhi nell'analisi di quelli che sono i vetrini, nella loro interpretazione e nel dare poi un indirizzo al medico su quello che deve essere fatto. Grazie Alessia. Dottoressa Katia Mio, purtroppo è stata mia studentessa, mi pentono di non averla bocciata in Lotello. No, scherzo, è una persona di una genialità estrema, è genetista e fa parte del gruppo del professor Damante, esperta in nuove tecnologie, tutto ciò che oggi leggete sui giornali NGS, amplificazione, guardare il più piccolo e modificarlo, lei possiamo dire è una che ha delle mani d'oro in questo. E quindi siamo contenti che Katia sia il futuro della genetica medica udinese. Roncato Rossana, una volta scoperte le malattie individuate, i meccanismi molecolari, c'è necessità di un farmacologo che indirizzi quello che è la terapia corretta sul target molecolare. E Rossana è del gruppo della farmacologia, è il futuro in parte della farmacologia italiana e su di lei aveva molto investito e speriamo che dia frutto a quello che è in grado di fare. Oltre alle famose quote rose, molti di quelli che ho chiamato sono furti di altre università, prendendo i migliori, ma il rettore è responsabile, quindi se tu rispondi in solido. Abbiamo anche persone che sono cresciute a Udine, sono andate all'estero e sono rientrate portando anche un ottimo curriculum e quindi chiamo Alberto Vogrig che ha fatto una lunga esperienza all'estero e spero che ora inizi a usare il termine di Università di Udine nei lavori che produce, perché l'Università di Udine, per quelli che sono i finanziamenti che ottiene, ha necessità che ciò venga scritto e venga riconosciuto e credo che Vogrig sia in grado di farlo.
un altro frutto dell'Università di Udine, in quanto è cresciuta con noi da ricercatrice prima e adesso professore associata, la professoressa Roberta Benetti. Roberta Benetti si occupa di meccanismi di regolazione epigenetica, cioè di come una persona che ha lo stesso genoma di un'altra in verità poi è differente e si comporta in maniera diversa. E questa ha implicazioni sia in quello che è la nostra fenotipizzazione, come siamo, ma anche per quello che è lo sviluppo del cancro e del microambiente. Quindi grazie Roberta per il tuo lavoro. Allora, dulcis in fundo, abbiamo qui purtroppo per me quello che è il mio futuro. La professoressa Barbara Frossi è nel mio laboratorio da molti anni, non si dice perché la dottoressa Frossi è una donna ed è una bambina ancora. È responsabile, ha messo su, ha creato quello che è la immunità innata vista da una singola cellula e alla costruzione in vitro di microambienti che mimano quello che avviene in vivo, quindi possono essere utilizzati per mimare quello che è il comportamento di una cellula modificata o di una malattia in vitro e poterla correggere e speriamo in futuro di guarire. Grazie Barbara. Adesso è il nostro turno. Adesso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Prego, direttore, Grazie. professor Gaudenzi. Anche noi abbiamo diverse nuove entrate e anche nuovi professori associati, tutti molto importanti perché stanno portando una nuova linfa quanto mai necessaria al Dipartimento. Cominciamo con la dottoressa Giovanna Apicella, proveniente dalla Svizzera, da San Gallo, matematica finanziaria. Ricercatrice di lettera B. Passiamo a Pierfrancesco Guarino, anche lui ricercatore lettera B, assunto anche lui un anno fa. Settore economia politica. Poi abbiamo la professoressa Silvia Iacuzzi che riceverà il doppio sigillo, ricercatrice di tipo B nel 2019, professore associato nel 2022. Lei è del settore economia aziendale. La professoressa Valentina Mameli, statistica, anche per lei il doppio sigillo, ricercatore di tipo B nel 2019 e poi professore associato dal 2022. Ancora un nuovo entrato, si tratta del dottor Rubens Paoluzzo, ricercatore di tipo B dal 2022. Il settore è economia aziendale. Adesso il professor associato Ernesto Cassetta, settore politica economica, anche lui associato dal 2022. E per finire il professor Luca Grassetti, settore statistica, anche lui assunto nel 2022. Chiudiamo con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, il direttore vicario, professor Cressatti. Grazie, prorettore. Allora, Claudia Candelmo, ricercatore di tipo B, di diritto internazionale, viene da Roma, un furto anche da parte nostra. Roma, Sapienza, LUISS e Scienze Politiche. I suoi interessi di ricerca sono in particolare diretti verso la giustizia internazionale, i diritti umani, il diritto
internazionale umanitario, tutto ciò non solo in teoria ma anche in pratica, perché è volontaria della Croce Rossa, in particolare in questi contesti. Poi abbiamo il dottor Francesco Deana, ricercatore di tipo B. Questo invece è frutto del nostro Ateneo, perché è laureato qui a Udine anche con un dottorato di ricerca in diritto dell'Unione Europea. Ha collaborato su tante iniziative in ambito europeo dell'Ateneo, sia i moduli Jean Monnet, sia le scuole estive in diritto dei consumatori. Francesco Emanuele Grisostolo, ricercatore di tipo B di diritto pubblico comparato, anche lui udinese di formazione, un dottorato in scienze giuridiche con le professoresse Montanari e D'Orlando. I suoi interessi di ricerca sono in particolare concentrati sulle autonomie speciali in una prospettiva comparata italiana, spagnola e di altri paesi europei, e in particolare approfondisce i temi dello spazio amministrativo europeo. È anche un ottimo pianista. Alessia Ottavia Cozzi, che chi c'era questa mattina ha già visto, perché nel 19 era diventata ricercatore di tipo B e nel 22 è diventata professoressa associata. Per cui ne ho già tessuto in parte le lodi prima. In questa seconda parte direi che svolge le sue attività didattiche non solo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ma anche presso il DIUM, e ha un background importante anche extra universitario, anche qui un piccolo furto nei confronti di Trieste, ma anche un rientro dei cervelli, perché è di formazione udinese. Si occupa di diritti umani, di corti internazionali, è la delegata alla terza missione del Dipartimento, e vista la sua grinta, fosse mai che il nostro legislatore volesse assegnare all'università anche una quarta, una quinta missione, mi sa che forse le daranno anche, o le daremo anche questi i compiti. E infine Gioietta Maccioni, toscana puro sangue, associato di diritto agrario, laurea a Firenze, ma lunghe attività didattiche all'Università di Pisa e alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove anch'io ho studiato, il che me la rende particolarmente simpatica. È ricercatrice universitaria a Udine da vari anni e appunto è professore associato dal 2022. Si occupa di diritto agrario italiano ed europeo, con una particolare attenzione alle questioni della legislazione alimentare. Si concentra anche e si dedica molto ai rapporti internazionali, è un esponente importante della Unione Mondiale degli Agraristi Universitari e in particolare cura tutti i rapporti con il mondo sudamericano e di lingua spagnola. È socio aggregato dell'Accademia dei Georgofili. La cerimonia volge al termine, ci sarà il lancio del tocco, le foto di rito, il graditissimo brindisi finale, ma un cenno di saluto del magnifico rettore è doveroso. Prego. Va bene. Beh, innanzitutto vi scuso
con questa parte della platea a cui ho rivolto le spalle praticamente tutta la cerimonia, prima cosa. E seconda, vi ringrazio tutti di cuore che hanno partecipato, ringrazio i direttori, le direttrici, il prorettore, perché hanno poi illustrato e anche dato a tutti noi anche la possibilità di conoscerci un po' meglio, conoscere che insomma abbiamo delle potenzialità abbastanza grandi e come avete visto poi è una comunità, quelli che sono in pensione continuano a lavorare, quelli che arrivano sono già, pur avendo solo 45 anni, i nostri studenti, quindi è veramente una cosa veramente bella. Poi non so, io ho dei colleghi con cui che sono andati in pensione, con cui ci siamo laureati lo stesso giorno. Vedo Pietro Zandi Giacomo nello stesso anno come Emilio Tibaldi. Quindi da questo punto di vista credo che sia stato un bel momento anche per proprio condividere questo, come si diceva prima, cammino e suggellarlo anche con questo sigillo che ognuno di noi, ognuno di voi, perché io ho ancora ricevuto uno, aspetto di andare in pensione, e ne ho consegnati moltissimi, ma quello non succederà. E a questo punto c'è il lancio del tocco, un po' anglosassone se volete come cerimonia, ma questa si chiama cerimonia del tocco. E quindi io inviterei naturalmente tutti a farlo con noi e diamo con questo il fine di questa parte della cerimonia e per poi passare alla parte ludica. C'è stata anche qualche battuta, qualche goliardata, ma noi siamo fatti così. Tre, 2, 1, lancio!